penso che finché ci sarà aria nel mio corpo, finché il sangue scorrerà, io credo che da qui non uscirò mai. Credo che la mia scelta è quella di restare qui. Il suo nome di battaglia, Bozambo, era preso a prestito da uno storico partigiano della Resistenza. E proprio di resistenza antifascista parlava Eddie Ongaro. La sua guerra è durata quasi 7 anni, fino a quando una bomba a mano lanciata nella trincea dove si trovava, in un villaggio a nord di Donetsk, non l'ha ucciso a 46 anni. In queste ore Ongaro è pianto dal collettivo Stella Rossa Nord-Est, dai social vicino al Partito Comunista, dagli amici più stretti, dalla famiglia. La sua scelta di lasciare Giussago di Portogruaro ed entrare nelle milizie separatiste del Donbass nel giugno 2015, periodo al quale risale questa testimonianza video. Con molto orgoglio, molto onore posso dire di essere parte della Prizrak, di questo battaglione internazionalista, tra i quali mi sento già dal primo momento, mi sento fra compagni e compagni. Si era arruolato nella brigata Prizrak, composta soprattutto da foreign fighter. Per i filorussi era diventato una specie di eroe nella battaglia contro il governo di Kiev e a fianco di tutti i civili neorussi che, scriveva sui social, hanno visto l'inferno in terra. Questo è il nostro giorno, aveva scritto quando Vladimir Putin aveva firmato in diretta TV il decreto con cui la Russia riconosceva l'indipendenza dall'Ucraina delle repubbliche del Donbass. Una vita complicata prima della partenza, disoccupato, era rimasto coinvolto in una aggressione a un barista e a un carabiniere di Portogruaro. Risolti i problemi con la giustizia, la scelta di andare a combattere, che lo aveva reso di fatto un foreign fighter, fuori legge, in Italia. In ogni stato, in ogni parte del globo c'è qualche minoranza, qualche piccola etnia, popolo che viene calpestata e a loro tocca reagire. Rispetto verso se stessi, verso gli altri. E questo, secondo me, doveva portare molte persone, soprattutto chi, come me, era in condizioni deplorevoli, scandalose, per uno Stato che si dice civile, lo ripeto, civile tra virgolette. Io dico a questa gente, se potete, venite qua.